Benvenuti a Restart, chi ci segue sa che ogni tanto, non spesso, ma ogni tanto succede, parliamo anche di medicina. Oggi diamo il benvenuto al dottor Stefano Creti, ben trovato. Buongiorno a tutti e Il dottor grazie. Stefano Creti è urologo, cominciamo subito a entrare nella specialità perché è opinione quasi comune che gli urologi curino solo gli uomini, ma così non è, giusto? No, assolutamente no. Il pubblico prevalente sicuramente è un'utenza, è un pubblico maschile, ma ci sono sicuramente una grossa fetta di patologie che coinvolgono chiaramente anche l'utenza femminile. Nello Ad specifico esempio? l'incontinenza, le patologie infiammatorie del basso apparato come le cistiti e la calcolosi che, pur essendo appannaggio prevalentemente maschile, sicuramente coinvolge anche le donne, indiscutibilmente. La calcolosi renale, ecco, in Italia circa 2 milioni e mezzo di persone soffrono di problemi renali, no? Ecco, questi problemi sono dovuti a cosa principalmente? Problemi renali, sicuramente detto così è un po' generico, nello specifico chiaramente c'è una grossa dicotomia in cui c'è una parte oncologica che direi è a sé stante, una patologia litiasica, quindi i calcoli renali, per dirlo in parole povere, e una patologia infiammatoria che può essere o successiva a quella calcolotica oppure può essere a sé stante ed è appannaggio dei nefrologi. Lasciando stare diciamo, la componente oncologica, sicuramente si può fare una prevenzione su quella che è la patologia litiasica, quindi sui calcoli renali, che chiaramente un'adeguata alimentazione, evitando determinati cibi come possono essere i cibi particolarmente ricchi di ossalati, visto che l'ossalato di calcio è la componente maggiore dei calcoli renali, può in qualche modo aiutare a prevenire la genesi dei calcoli, pur non tralasciando che c'è una predisposizione del singolo, perché dobbiamo immaginare che il calcolo sono tanti piccoli cristalli che vanno ad inserirsi su un contesto proteico che è come una spugna. Noi non forniamo la matrice minerale riducendo gli ossalati o comunque riduciamo la componente percentuale, c'è poi pur sempre una componente proteica che va adeguatamente diluita con un giusto e adeguato apporto idrico. Direi che tutte le acque ad oggi sono, evitando quella nostra del rubinetto che è, insomma, ha un carico molto pesante, direi che tutte le acque si possono utilizzare, almeno 1,5 litri, 2 di acqua al giorno, è importante introdurre acqua o liquidi, va bene anche tè o altre bevande, e cercare di controllare, magari se uno è particolarmente predisposto, il pH, mantenendo un pH che sia leggerissimamente alcalino per inibire la formazione dei calcoli. L'acqua del rubinetto, abbiamo detto, contiene invece delle sostanze che possono invece... Sì, sì. contiene questi ossalati. Sì, ossalati più che altro anche Del quello sodio. che volgarmente viene detto calcare, Ecco. che purtroppo fornisce quella che è la matrice calcica per la formazione dei calcoli. Ecco, a proposito di bevande, un caso che mi riguarda direttamente, ho un amico che era innamorato, adesso non faccio il nome della bevanda, però che comunemente viene utilizzata dopo uno sforzo sportivo, no? Beh, lui la beveva anche tranquillamente al bar, questa bevanda Certo. che è un integratore di sali minerali, insomma, però lui, se non ogni anno, ogni due, aveva dei problemi di calcolo, poteva incidere questo. Allora, non so la componente ovviamente nel Questi che dettaglio introducono sali minerali. dell'integratore, però sicuramente c'era una componente del singolo che predispone alla formazione di calcoli. Quello sicuramente le due cose insieme è possibile che classifichino il singolo paziente come stone former, cioè come formatore di calcoli, se almeno forma 1 o 2 episodi di calcolosi all'anno. Questi calcoli, una volta che uno li contrae, come vengono eliminati? Ci vuole un intervento? Allora, il calcolo può essere localizzato o a livello renale o a livello ureterale. L'uretera è il tratto della via urinaria superiore che va dal rene alla vescica. La genesi è sempre renale.
La colica, che è la parte dolorosa, che generalmente è il campanello di allarme per qualsiasi tipo di paziente, avviene quando il calcolo impegna l'uretere, quindi ostruisce la via urinaria. Fintanto che è nel rene è generalmente silente, se non quando raggiunge dimensioni tali da creare un dolore sordo e un fastidio che spinge l'utente il paziente a fare delle indagini più approfondite. E i calcoli possono avere diverse forme, generalmente sono rotondeggianti o hanno delle spigolature particolari e questo impedisce loro la progressione fino alla vescica. E il trattamento è generalmente per la frammentazione in sede, quindi senza taglio ad oggi, ma già da diversi anni, con laser si va a frammentare il calcolo o nell'uretere o a livello renale. E in alcuni casi selezionati si può fare anche un bombardamento dall'esterno e adesso noi siamo dotati anche di questa possibilità di litotrissia extracorporea. Bisogna fare attenzione ai casi selezionati perché chiaramente la polverizzazione del calcolo poi genera dei frammenti più piccoli che a loro volta possono determinare poi delle coliche, quindi valutare attentamente i pro e i contro a discrezione del singolo paziente e del singolo calcolo. Scendiamo per l'uretere e arriviamo alla vescica, no? Un altro, diciamo, d'organo abbastanza delicato. Sì. Prima lei ha parlato abbiamo parlato di integratori, no? Sì. Esistono degli integratori, funzionano per la vescica? So che questi mirtilli rossi, non so, ci sono degli integratori che sono idonei a calmare le cistiti. Sì, più che altro creano una protezione, una sorta di barriera. Anche è stato introdotto da alcuni anni l'acido ialuronico usato sia come istillazioni topiche e si è anche introdotto per OS e ha dati di letteratura nelle cistiti abatteriche, quindi senza un'infezione in atto, offre una protezione, quindi diciamo che aumenta quello che è il disease free, il periodo libero da malattia. Ecco, questo è sicuramente per certe donne che hanno una ricorrenza piuttosto stretta, quindi una frequenza annua piuttosto stretta, gli dà un respiro non indifferente. Perché colpisce la cistite più le donne che gli uomini? Perché è una questione anatomica. L'uretra nella donna, che è il tratto del basso apparato urinario che va dalla vescica all'esterno, ha una lunghezza estremamente esigua nella donna e è anatomicamente vicino sia alla vagina che all'ano. Nell'uomo invece ha una lunghezza maggiore e la distanza anatomica è maggiore, quindi crea già di per sé una barriera anatomica importante. Perfetto. Oltre che chiaramente la coincidenza temporale magari con il ciclo mestruale che ovviamente nella donna è presente e nell'uomo per ovvi motivi non c'è. Lo sa, dottore, che un uomo, anzi 4 uomini su 5 sopra i 50 anni non sanno a che cosa serve la prostata, le risulta? Beh, non so se 4 uomini su 5 non sanno che cos'è la prostata, ma so per certo che purtroppo la patologia oncologica prostatica è il tumore più frequente nell'uomo, quindi sarebbe necessario sicuramente una sensibilizzazione che sicuramente c'è stata negli ultimi almeno 10-15 anni, che ha portato a individuare, se non altro, l'urologo un pochettino in maniera traslata come il ginecologo per la donna, così l'urologo per l'uomo. La prostata è un organo importante in quanto produce, diciamo, la stragrande percentuale di componente liquida dello sperma, evitandone la coagulazione, quindi mantenendone determinate caratteristiche, e diciamo che compone quello che è un pochino e completa la sfera sessuale maschile, ma non ultimo espone sicuramente a dei rischi sia da un punto di vista del tumore benigno, che è l'adenoma, la classica ipertrofia prostatica dell'anziano, e purtroppo espone anche a un rischio non trascurabile di un'incidenza oncologica di tumori maligni, che è, tant'è vero, il più frequente nell'uomo. Questo è importante perché gli uomini oltre 50 anni si dovrebbero tassativamente sottoporre o
tramite medico di base o auspicabilmente almeno una volta all'anno una visita urologica con il PSA, perché li protegge, visto tutte le armi che ad oggi abbiamo, sia chirurgiche che non, da possibili spiacevoli poi sorprese qualora dovessimo arrivare tardi alla diagnosi. Ma perché ad oggi non esiste ancora un percorso, un programma di screening per il tumore alla prostata come invece avviene per la mammella e altri tipi di tumori? Perché è stato fatto uno studio nel 95 con cui ho scritto la tesi grazie alla collaborazione che feci all'epoca proprio all'ASL di Imola, dove veniva inviata la lettera e facemmo uno screening di massa su non so quanti migliaia di pazienti e ci fu una sensibilizzazione importante. E come tutte le cose, come spesso capita, le cose, diciamo, fermiamoci a dire intelligenti, poi sono state abbandonate. La letteratura italiana dice che, anche mondiale, dice che lo screening del tumore della prostata si rischierebbe di diagnosticare dei tumori che non sono clinicamente significativi, a differenza invece dell'esempio che ha fatto lei per quanto riguarda il tumore della mammella, che purtroppo ha un pochino un buco nero, insomma, con sorprese non sempre e purtroppo piacevoli, nonostante anche lì ad oggi ci sono delle armi veramente notevoli che ci permettono delle meravigliose sorprese. La prostata è stata lasciata molto all'iniziativa del singolo o onore al merito del medico di medicina generale, perché o i costi o i tanti altri impedimenti, insomma, è stato abbandonato. Non sono un fautore degli screening a tutto tondo, però sicuramente di una sensibilizzazione di massa sì. C'è anche la componente magari che lei ha citato prima il PSA, non sia proprio un indice diciamo fedele per individuare con un esame del sangue se uno è malato o non è malato. Allora, il PSA di per sé non è un marcatore tumorale, il PSA è un enzima che normalmente viene prodotto dalla prostata e che noi urologi, diciamo i medici più in generale, utilizziamo per avere un indirizzo sufficientemente dettagliato per sospettare che ci sia qualcosa che nella prostata non va. Si può alterare per un processo flogistico, cioè una prostatite, un aumento volumetrico della prostata, ma il campanello che diciamo deve allarmare il paziente e chi lo segue, lo specialista o il medico in medicina generale, è chiaramente se il PSA per almeno 2 o 3 prelievi ci dà un dato insomma allarmante nel senso che c'è una progressione. Il PSA come indice totale va valutato poi sia nella percentuale libera che è ancora più dettagliato e poi dopo si procedono con indagini, anche in rapporto all'età. Ma ad oggi, diciamo, visto che si parlava prima con lei di una prima visita, almeno oltre 50 anni, diciamo che se il PSA è alterato dopo i 50 anni, se il primo diciamo, ad individuare questo dato è il medico di medicina generale, invia il paziente dallo specialista. Lo specialista ovviamente visita, richiederà, a meno che la visita già di per sé non evidenzi qualcosa di dubbio o di francamente patologico, ad un ulteriore esame. E poi ad oggi c'è, insomma ormai da 2 o 3 anni, forse qualcosa più, la risonanza multiparametrica, che è un esame non invasivo che ci mette al riparo da qualsiasi dubbio, ovvero sia a PSA patologico, a risonanza multiparametrica della prostata negativa, non esistono tumori clinicamente significativi, il che vuol dire che non è che il paziente non ha un tumore della prostata, vuol dire che non ha una patologia oncologica prostatica che può invalidare la sua vita e la sua sopravvivenza. Che questo è un messaggio importante. Molto importante, e prima abbiamo parlato anche di integratori per quanto riguarda la tutela di altri organi come ad esempio la vescica. Esistono anche per la prostata? No, non esistono purtroppo integratori che se ne dica per proteggere la prostata dalla patologia oncologica. Ci sono integratori che ci vengono
somministrati a noi specialisti per poi somministrare ai pazienti, che dicono e raccontano, non ultimo quello che vediamo anche per televisione, ma che hanno un ruolo sia terapeutico che di protezione molto discutibile, ecco, fermiamoci lì. E per l'alimentazione invece cosa ci dice? Cioè, abbiamo In parlato relazione prima alla dei reni. prostata, nulla, direi nulla, tranne che se ci sono delle patologie ovviamente infiammatorie, eviterei e suggerirei di evitare, diciamo, una dieta particolarmente piccante, pesante, saporita, perché sicuramente non agevola almeno il fatto di poter uscire da un tunnel, diciamo, irritativo importante. Adesso la faccio ridere. Tra voi specialisti c'è un po' un conflitto, per esempio tra voi urologi e gli ortopedici. Allora, l'ortopedico dice: dopo i 50 anni tu non correre, non giocare a tennis, vai in bicicletta. Molti urologi dicono: se vai in bicicletta è la morte della prostata. Lei cosa dice? Allora, secondo me in bicicletta è opportuno, è buono andarci per motivi ortopedici. È chiaro che se uno ha problemi prostatici, sicuramente non esiste nessuna sella che possa alleviare questi fastidi, questi disturbi. Bisogna rivolgersi allo specialista per ridurre oppure per eliminare questi fastidi e riprendere poi l'attività fisica, che è fondamentale. Ultimissima, perché siamo addirittura d'arrivo col tempo. Lei prima ha citato la sua tesi di laurea che ha fatto a Imola, adesso Sì. dove opera? All'ospedale Maggiore di Bologna da 25 anni. Complimenti e grazie di essere stato con noi. Grazie a lei. Noi ci vediamo alla prossima puntata.